Questa notte, a luna di notte, abbiamo avuto i ladri, hanno spaccato la vetrata della porta, lato chiesa, sono entrati e hanno rubato il fondo cassa e il registratore di cassa. Abbiamo dovuto tenere chiuso l'attività perché senza il registratore di cassa purtroppo non si può lavorare. È una notte terribile quella che precede Capodanno, 2 spaccate nel giro di pochi minuti e ad una manciata di chilometri di distanza l'una dall'altra. La prima al bar Romeo e la Panna a Santa Maria del Rovere e l'altra alla caffetteria Luzzatti. Modalità simili, forse la stessa mano, sfondamento della porta e prelievo dei fondocassa, oltre che delle offerte riservate ad Advar, in entrambi gli esercizi commerciali. Sono arrivato in bar verso le 5:30 e ho trovato la porta principale fracassata, hanno rotto il vetro, sono entrati, hanno rubato il fondo cassa circa 150 euro e quello che mi ha dato molto fastidio è che hanno rubato anche i fondi dell'Advar, un gesto non certo da gentiluomini. E se in viale Luzzatti lo sfondamento della porta è stato fatto con oggetti contundenti e con i calci su quella laterale, da Romeo e la Panna i ladri hanno usato un vaso di fiori e hanno fatto enormi danni materiali mettendo a soqquadro tutto il locale, ma si sono anche tagliati. Questi ladruncoli si sono anche tagliati, pertanto sono stati fatti anche dei rilievi da parte della scientifica e speriamo, non dico che li trovino, però quantomeno che qualcuno intervenga e che queste persone vengano rinchiuse sul posto dove dovrebbero stare, quindi in galera. Dai fotogrammi e dai video sarebbero 2 persone già note alle forze dell'ordine, ma si attendono naturalmente le indagini della questura. I danni però, tra il mancato incasso della giornata e il registratore di cassa rubato insieme al resto, ammontano a quasi 2.000 euro. Ma il 1° gennaio il bar riaprirà, dato che è sempre aperto 365 giorni l'anno. Scelta differente invece per il bar in viale Luzzatti, dove il titolare ha addirittura rinunciato alla videosorveglianza. Tanti mi hanno chiesto: ma hai telecamere, hai allarmi? No, non li ho per scelta, perché mi sono reso conto che se anche un ladro o chi delinque viene arrestato poi non paga nulla. Sono sempre i cittadini che devono pagare anche per chi delinque. Dunque siamo in una situazione in cui i carnefici sono più tutelati delle vittime e questa è una mia resa personale ed è drammatica, perché che un cittadino che fa il proprio dovere, che lavora, si senta impotente di fronte a chi non lo fa è una cosa che veramente mi fa cadere le braccia. Una resa triste che fa esplodere la rabbia, anche perché c'era solo una macchina in servizio nella notte. Stamattina quando ho chiamato la questura prima mi hanno detto arriverà fra un quarto d'ora, poi mi hanno richiamato dicendo che l'unica macchina che c'era in servizio, perché ho capito che la questura